Automobile Club Verona fa parte della confederazione di Acitalia, Automobile Club d'Italia, è un ente pubblico e opera nel settore automobilistico ovviamente. Tra le nostre attività c'è il pubblico registro automobilistico, dove vengono intestate le autovetture, targate le autovetture, insieme con la motorizzazione civile. Poi i vari passaggi di proprietà e c'è la gestione dei passaggi di proprietà. Tra le altre cose noi ci occupiamo di mobilità e anche di sport automobilistico a livello locale. Abbiamo 100 Automobile Club confederati e ovviamente il tutto fa capo a Roma all'Automobile Club d'Italia. Le nostre attività sono cambiate notevolmente perché siamo stati anche chiusi ovviamente i primi mesi, per 2 mesi e mezzo, e non potendo dialogare con i soci, con il pubblico, è stato molto difficile. E poi inizialmente anche questa paura per questa pandemia che era sconosciuta, era molto difficile sapersi regolare, e quindi stiamo andando avanti. Oggi è ricominciata la seconda fase, non sappiamo veramente, viviamo la giornata, cerchiamo di tenere aperto il più possibile il pubblico, però è sempre molto difficile. Anche programmare gli eventi, noi facciamo molti eventi molto belli, dalle gare automobilistiche ai raduni con Ferrari, la Rossa incontra il Rosso, attività di regolarità classica, e sinceramente programmare il futuro è sempre più difficile, come per tutte le altre aziende, come penso sicuramente. Fare una previsione per il futuro oggi è molto difficile. In questa situazione, con questi continui bombardamenti da parte delle televisioni, dei giornali, è sempre più difficile fare un programma. Non sappiamo che cosa succederà domani, quindi è difficile dire organizziamo una gara il 20 febbraio, non sappiamo il 20 febbraio come saremo messi. La nostra speranza è in questi vaccini, speriamo che arrivino presto, che siano efficaci, che si possa ritornare a lavorare come un anno fa. Questa è la nostra speranza. In cantiere abbiamo la gara di regolarità, che è il campionato italiano in febbraio, sempre sperando che si possa realizzare. Abbiamo altre manifestazioni, ma soprattutto la volontà di servire il nostro pubblico, i nostri soci, restando aperti e potendo lavorare con loro. Io spero con tutto il cuore che si possa ricominciare anche con più serenità, sinceramente.